Sindaco, intanto la sensazione e poi il fatto che avvenga proprio durante il raduno regionale di Bersaglieri. Beh, la sensazione è di ricominciare da dove avevamo lasciato. Per quanto riguarda i Bersaglieri, un evento molto importante per la città di Conegliano che si inserisce anche nel 100° anniversario dello spostamento del Milite Ignoto dal cimitero di Aquileia al Sacrario di Roma. Devo dire una manifestazione intrisa di significato, tanti bersaglieri ma soprattutto tantissima gente a Conegliano che li ha accolti nel migliore dei modi. Prima nel suo discorso di fronte alla cittadinanza ha fatto riferimento al fatto che i bersaglieri rappresentano dei valori che spesso vengono dimenticati o che comunque dovrebbero essere ripresi. Si può approfondire questo concetto? Assolutamente sì, ritengo che la società di oggi sia quella che è perché è fondata sui valori che ci sono stati tramandati da loro, da altri corpi d'arma, e quando parliamo del Milite Ignoto parliamo di molti giovani che si sono sacrificati per la nostra patria, magari alcune volte anche in maniera inconsapevole, però con un grande spirito hanno lasciato sofferenza nelle loro famiglie e da quella poi si è generata tutta quella spinta propulsiva che ha portato l'Italia ad essere quello che è. Oggi purtroppo stiamo perdendo questi valori e dobbiamo ritrovarli, i nostri giovani devono trovare le radici profonde in questi valori. Il 29 ottobre sarà il centenario del Milite Ignoto e quindi ci sarà questo treno che da Aquileia andrà verso Roma. Si sa già se ci sarà una sosta anche a Conegliano oppure no? Sì, ci sarà una sosta a Conegliano e noi saremo presenti come amministrazione perché riteniamo, come ho detto prima, che questi valori non siano valori di un'altra epoca ma siano valori attuali.